Ovro Mendoza, quando mai ti da papà di scaresci, ma che su solli e su ento dei via del suo mondo, ma pantasciucao stanno susto su de sacqua tua. E tui, t'arregodas ancora dei sfrori di olionaggio che a mericeddu in si stadi di età de vizi su ponti, o dus portai accanto mi corria su pensamento. I sardi che vivono a lungo non sono una curiosa rarità, ma una realtà da tempo oggetto di studio, che ha attratto anche importanti finanziamenti di ricerca e ha portato la Sardegna a essere inserita nell'elenco delle Blue Zone, le zone del mondo in cui si concentra una forte longevità. Accanto all'isola ci sono la penisola di Nicosia in Costa Rica, Icaria in Grecia e Okinawa in Giappone e la comunità californiana di Loma Linda. 5 territori lontanissimi, ma uniti da un elemento unico. Qui le persone vivono più a lungo. Ma i tadessi, che accappia da tutto sa gente sarda, de gente prusannoso, con tutto sa gente de su mondo, de gusto mondo. Lui e poi Saida de Seulo. Al paese barbaricino, Pino Ledda, storico e ricercatore esperto di genealogia, ha dedicato Seulo per non perdere la memoria. Un libro imprentato in su 2016 dalla Domus de Janas, frutto di un lungo lavoro di ricerca basato su dati demografici, genealogici e documentari. Seulo era sconosciuto ai più e io ho potuto notare, essendo residente ormai qui da 5 anni, un flusso continuo di ricercatori, anche di curiosi, quindi studiosi, che sono venuti qui proprio sul territorio per cercare di capire quali erano i segreti della longevità. Ma è un fatto importante, importantissimo per una piccola comunità come la nostra. Questa comunità che di fatto da 5 o 6 anni si è scoperta essere la comunità più longeva al mondo. Appartenere alla Blue Zone e appartenere anche ai massimi livelli, quindi la comunità più longeva, è sicuramente un motivo di grande orgoglio, anche perché ci ha portato a una ribalta internazionale. E quindi Michel Poulain e Gianni Pes hanno certificato sulla base degli studi compiuti le comunità di Seulo, Villa Grande, Talana, Urzulei e Baunei. E abbiamo fatto riferimento quindi a uno studio che è stato fatto, promosso dall'amministrazione comunale attraverso un progetto ecomuseale e attraverso le analisi che sono venute fuori dal nostro Pino Ledda. La longevità si pensava che fosse un fenomeno circoscritto solamente all'Ogliastra e basta per quanto riguarda la Sardegna. E quindi Michel Poulain e Gianni Pes si erano concentrati soprattutto su quel territorio. E quindi è stato anche complicato far capire a queste persone che a Seulo c'erano questi dati che andavano verificati. E quindi Michel Poulain si è ricreduto, è venuto, ha toccato con mano il fenomeno. Quindi abbiamo spostato il baricentro della longevità dall'Ogliastra anche ad altre comunità della Sardegna. E questo ci fa pensare che il fenomeno non sia circoscritto solamente all'Ogliastra e a Seulo, che potrebbero esserci anche altre comunità che, studiate a fondo, potrebbero evidenziare questo fenomeno. Tra l'altro la nostra comunità è stata invitata a rappresentare la Sardegna nella Islander Summit proprio a Okinawa, e in questo Summit ci hanno riconosciuto effettivamente un grado di longevità superiore. È un riconoscimento di sacrifici e studi che sono durati anni, e quindi arrivare a contatto con queste persone apparentemente irraggiungibili ti dà sicuramente una soddisfazione di aver scoperto un qualcosa che nessuno aveva mai prima verificato.
una storia, che è diventata anche un marchio registrato, Isola dei Centenari, e che ha attirato ricercatori, documentaristi e giornalisti da tutto il mondo, arrivati qui per trovare l'elisir di lunga vita. I componenti ormai li conosciamo, una vita semplice e genuina, il contatto con la natura e l'ingrediente fondamentale, la Sardegna stessa. A secondo su tempus si mandica sa nespula, secondo il tempo si mangiano le nespole. C'è una stagione giusta per tutte le cose. Il progetto nasce a seguito del fallimento della società Char-DNA, dove ho lavorato per 12 anni, 11 anni, quasi 12, dove ero responsabile del settore genealogia. E quindi per conto della società Char-DNA con i collaboratori abbiamo ricostruito la storia demografica e genealogica di tutte le comunità, che erano 10, oggetto dello studio condotto da professor Pirastu allora. Io lavoravo a Pula, al Parco Tecnologico, e il direttore era Giuliano Murgia, il direttore del parco, che ha origini di Seulo. Quindi, sapendo della mia professionalità, mi aveva proposto di fare uno studio a Seulo perché era curioso di conoscere le sue radici. E quindi siamo venuti qui con lui, parlai col sindaco nel 2014 e gli proposi un progetto di studio complessivo della comunità. Il progetto era stato approvato, è partito a fine 2014, è durato 2 anni e mezzo e alla fine è venuto fuori il libro che racchiude un po' tutta la storia del progetto, e più è venuto fuori in più il tema della longevità, che è un dato che è emerso solo a seguito dello studio. I dati di Seulo, per fortuna, insieme a quelli di Urzulei, sono i più antichi di quelli contenuti nella diocesi di Lanusei. Non tutti i paesi hanno lo stato delle anime, purtroppo, perché sono interessantissimi per la genealogia, perché tu capisci cosa significa avere i dati di una famiglia, come era composta una famiglia nel 1650 per esempio. Interessante perché ti dice qual era l'attività del capofamiglia. Qui sicuramente ero pastore o contadino, però magari ci puoi trovare qualche artigiano, un bottaio, uno che faceva carri, un fabbro, che sono più che altro poi attività che si perpetuano. Quindi è interessante per i miei studi capire tutti i fenomeni sociali e demografici che riguardano quella comunità. Chi è meda mandigata, pagu mandigata, e chi è pagu mandigata, meda mandigata. Chi mangia molto, mangia per poco tempo, e chi mangia poco, mangia per molto tempo. Ed il filosofo Seneca sosteneva: non è stante dendum, quam fame simperet. Non si deve mangiare prima che lo imponga la fame. Come dire che bisogna mangiare per vivere e non viceversa. Quando abbiamo intervistato la centenaria, zia Lillina, ti ho parlato della dieta mediterranea. La fame non devo mai passare. No, mai con noi tu sappiamo. Mai! Noi non stiamo mai con noi tu sappiamo. Il mito, per esempio, della dieta mediterranea è un falso mito che sicuramente fa cassetta, perché la longevità, il vivere sani, eccetera, passa attraverso la famosa dieta mediterranea. A Seulo, che è il paese in percentuale più longevo al mondo, non esiste. Esiste sicuramente alcuni prodotti che fanno il minestrone, i legumi che usano tutti qua, e quindi d'estate l'insalata. Quando ti hanno parlato di insalata, tu forse hai pensato all'insalata nostra, pomodori, i cetrioli, no. Devo fare insalata. L'insalata loro sono fagiolini, quindi un fagiolino schiacciato e le patate, basta. Oppure le cipolle crude. Ecco, questa è l'insalata tipica a Seulo. A cena, specialmente, devo frutta frullata. Sempre in Sai non mi sa? Sì, no. Non esiste il pesce, per esempio nella dieta il pesce azzurro o altri tipi. L'unico pesce che hanno sempre mangiato è un pesce d'acqua dolce, quindi le trote, le tinche e le anguille, che tutto sicuramente si può dire è un pesce grasso, che non rientra sicuramente nella dieta mediterranea. E
Papueni, papu su mi papueni. Ecco, quando zia Lillina ti parlava del fatto che lei digerisce tutto, che non mangia cibi confezionati, che preferisce magari mangiare una frutta frullata piuttosto che uno yogurt confezionato. È importante. Importante, certo. Poi una picciocchetta come ti sei, Un processo stranissimo. Io quando vado al cimitero li saluto. Ciao Bangheddu, ciao Gavineddu, perché di queste persone io, oltre a conoscere la genealogia è importante perché sono le radici, però ecco, di quelle persone conosci un qualcosa e quindi io ho la responsabilità di far sì che quello che ho conosciuto e che conosco possa essere tramandato, per non essere dimenticato. No di Brasile te scrapite o sono da spacciare? No, però non si spacciare. Giovinezza, primavera di bellezza, della vita e della fede, oggi brilla il tuo cuore. E il viaggio di nozze dove l'avevi fatto? Viaggio di nozze ai Livoni, Ai che noi. tu vinasci. E noi a Cantacca. Non c'è niente giocato, no. Ed è spiccioccato su di noi, ta pensa. È spiccioccato su di noi, e ta pensa che tutto giocato qui dentro. C'era un prete di Seulo, si chiamava Murgia Sisigno, e lui diceva saremo morti realmente quando nessuno si ricorderà di noi. Però ecco, io sono entrato in un meccanismo ormai tale che mi sento seolese non perché sia innamorato pazzo di questa realtà, perché ho praticamente acquisito l'anima e la storia di questa realtà. Io adesso ho una responsabilità, capito? Su tempus discepolo de nosu e su tempus vi comandata. Le parti mie non una stabilità. Sia tranquilla niente dello, cadevo, poi già passavo io e da quando mi sono andata a me mi pariva che a voi finivo su scopo liberi, quando è morta figlia mia, cioè non ci pagava nulla, secondo me non ci pagava nulla. Fumavo a vivere, però non mi ringrazio su tempo e tutto che mi ha aiutato. Certo. Mi ha aiutato a mi buone non vado, sane, ma in pace. E mi ha lasciato in sceso e mi dando quando mi dia su tempo. Assolutamente. Ed è un altro fatto, per una differenza, insomma, che vivere, può vivere a 100 anni. Ha fatto tutto su tempo.